Questa è la Aedes albopictus, noi usiamo sempre nomi abbastanza complicati, in realtà è la zanzara tigre, vedete si riconosce molto facilmente perché la zanzara tigre ha questi diciamo, macchiette bianche, poi soprattutto c'ha un punto esclamativo sul suo dorso che la rende molto visibile. È una zanzara che è diventata ormai stanziale in Italia, vedete l'Italia ormai diciamo dalla fine del 1900, primi anni del 2000 in realtà è ormai stanziale in Italia, vedete tutta l'Italia è interessata da questa zanzara che è molto fastidiosa perché punge di giorno, punge più volte al giorno, ha delle caratteristiche diverse, vive anche a temperature relativamente basse, quindi si è ben adattata dalle parti nostre. Dice, ma che c'entra la zanzara col piccione oppure con i volatili? In realtà questa zanzara qui trasmette il West Nile. Chi è un pochino più attento quest'estate ha sentito parlare, poche settimane fa ha sentito parlare molto di West Nile, è una malattia prevalente nei periodi primaverili estivi, però diciamo poche settimane fa sono stati segnalati dei casi, si va a studiare soprattutto nel cavallo la West Nile perché il serbatoio è il piccione, poi la zanzara punge il piccione e poi può infettare alcuni mammiferi, tra cui il cavallo in prevalenza perché ovviamente pascola e poi l'essere umano. Il West Nile è una malattia, in Italia ci sono diverse centinaia di casi ogni anno, quindi stiamo parlando di una malattia non rara, che può dare una meningoencefalite estremamente grave. Quindi rientra nella diagnostica delle meningoencefaliti in cui il volatile è il reale serbatoio e se lo porta da una parte all'altra del mondo e poi la zanzara fa da vettore della malattia.